Ale Giambai e Sam Sustrico Ale Giambai e Sam Sustrico. Ma chi cazzo sono? in Sotto Costo. Eccoci qua, tornati qui su Dot Radio con il Sottocosto con Sam Sustico e Ale Giambai, e poi abbiamo un ospite d'eccezione, sì. il maestro. Come fa, maestro? Maestro. Come si chiama? Maestro di cosa? Non è maestro lei? Io non è maestro. Non insegnavo le elementari. Ma allora, scusa, chi è? Pensavamo, vabbè, comunque abbiamo il nostro Cristiano Pierangeli. Sera. Bene. Buongiorno. Buonanotte anche, come ti pare. Per esempio in Cina è buongiorno Certo, adesso. assolutamente. Dipende a che ora stanno guardando sta cosa. Certo, dipende. Beh, ma noi ormai siamo in the world, in the... Yes. Nella sigla mi sembrava di riconoscere un po' un qualcosa già sentito. Ma guarda, dici? Vagamente. Vabbè, è rivisitato però. È rivisitato. Bene, è bellissima questa puntata perché abbiamo due grandi poeti, uno è Cristiano e l'altro è Ale Giambai, con il colletto alto, che ci canterà e si esibirà nella poesia di che? Non lo so, è una Leopardi. poesia. Allora io mi sono vestito così perché come potete capire aveva finito tutto il resto. Certo. Era rimasto solo questo. Soprattutto, ma perché parleremo dal mio outfit, parleremo di rapine. Faremo di ladri, con il grande Lupin Cristiano. Parleremo di arte, ma l'arte compresa non nel senso pesante, no? Perché noi siamo abituati a vedere un'arte troppo pesante, ma la famosa arte di Dual. Oh, bene. Come potete vedere, l'arte è già partita. Sì, che arte. Ogni volta che qualche ospite d'eccezione acculturato viene qua, si smonta tutto e si sente libero. Questa cosa è bella, si sente a casa. Volevo sentire, volevo capire da Cristiano subito una domanda un progetto imminente che ho... Progetto imminente. Allora, il progetto quello più imminente... Sì. Quello di andare al bagno? No, ancora no. L'ho fatta prima. Un libro. Bene. Dovrà uscire, è un progetto grande perché non sono solamente io grande, nel senso il libro è enorme, è un libro gigantesco, 6 metri e 20 per 40. Ma sono uno degli. Ok. È un libro che è nato in collaborazione con Andrea Paris. Salutiamolo, grande Andrea. E Alberto Farina. È grande, del romano. Mazza, tutta gente. Adesso sicuramente ci sarà il mio editore che mi sta mandando a quel paese, perché normalmente quando devi fare pubblicità a qualcosa dice mi raccomando, prima ci devi chiamare, perché dobbiamo, infatti non l'ho fatto. Bella questa cosa. I soldi non arriveranno per la promozione. Meno 15.000 subito. Bene. Va bene, allora possiamo partire con il primo brano e poi conosciamo un po' Cristiano. Sempre qui su Dot Radio. Wow. Eccoci qua su Dot Radio con il nostro Cristiano Pierangeli, grandissimo cantautore, compositore, scrittore, monta i controsoffitti se volete, fa anche è arrivato anche l'arrotino. Fa tante cose il nostro Cristiano, infatti abbiamo una biografia strano, tu per ogni pensavo fosse una biopsia. No, quella la facciamo dopo la puntata, perché di solito. Allora Cristiano Pierangeli, ragazzi, ahimè, nasce il 15 giugno dell'82. Ahimè. Così. 15 giugno dell'82 a Foligno. Inizia lo studio del pianoforte all'età di 11 anni con indirizzo classico. Numero 24. Poi contemporaneamente agli studi classici, dopo circa 5 anni, quindi verso i 16, inizia a vedere 5 fa 16. Inizia a vedere i primi peli di questo no. Si avvicina incuriosito al mondo e al metodo jazzistico. Ecco. Che tu sai qual è, Ale, no? Quello bravo. Non ci fare caso. No, fai node a caso dicendo che fai musica. Grande. Quello è il jazz. Finalmente abbiamo capito che cos'è il jazz. Però a tempo o comunque coi controtempi. Un po' così. Poi se ci fai anche quella smorfia così è proprio jazz. Come diceva il bassista di Checco Zalone, il jazz, va bene, è come una scorreggia. Così. Piace solo a chi la fa.
Bella, questa è bella. Poi si appassiona successivamente alla musica d'insieme, la musica orchestrale, alla composizione, tramite uno studio approfondito dell'armonia e contrappunto, niente, inizia a comporre il pianoforte ed orchestra, quindi poverole, lui sa tutte le note. È un compositore. Non tocca anche quelle in mezzo. Noi toccavamo solo quelle nere. Anche quelle nere. Poi le nere poi sono belle. Beh, assolutamente. Io so fare tutto il Titanic con le note nere. È vero, sì, diciamo, che cosa sono quei tasti neri? Diciamo perché sì. So, dei pezzi di legno che avanzavano e l'hanno messi là. Ma io le farei nere queste. Poi nel 98 entra nel gruppo Progressive La Chiave di Volta con il ruolo di tastierista pianista quando il gruppo si scioglie qualche anno dopo. Fonda il gruppo Jazz Fusion 1x01. Ma wow, insieme al batterista che mi ha tolto Andrea Nardi e ricopre il ruolo sempre di tastierista pianista. Ma chi è Andrea Nardi? Andrea Nardi è un batterista bravissimo di Foligno, come infatti poi ne parleremo sul fatto dell'arte, no? Che come lavoro fa il postino. Perché essendo un bravissimo batterista, le buste esatto, deve fare. No, mi piaceva dire una cosa su 1x01. L'1x01 lo scelse il bassista. Strano. Perché sul discorso 1x01 dice se io ho una mela in mano, ok, e su quest'altra non c'ho niente. Quindi ho una mela, la moltiplico per niente. Perché deve fare 0? E la mela ce l'ho sempre. Quindi 1x0. Questo è jazz. È arte. Poi andiamo avanti, cerchiamo di stringere un pochino. Partecipa allo spettacolo musical, e questo è importante, con vari estratti di musical di Broadway nei brani di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Rent, The Phantom of the Opera. Che bella pronuncia, lo so, quando qualcuno del culturato. Poi Don Quixote e The Lion King. Che si pronuncia così. Poi a Roma inoltre lavora in televisione nel programma Casa Mia, presentato da Nino Capobianco, che tu conosci, no? Come no? Grande Nino, lo saluto. Grande. Ciao, Nino. Tenendo una rubrica musica e in radio al programma Buongiorno Roma. Bella questa cosa. Poi torna a Foligno, partecipa al music. Poi parole, lui a casa non c'è mai. No. È bello. Certo. Perché stare a casa? Ma infatti. Che stai a fare? E poi infine vedo che hai partecipato anche con gli OLBC, grandissimi, che ormai sono storici, penso. Tra i non i primissimi anni quando avevano fatto il Jesus Christ, ma un pochino dopo, un po' dopo, quando avevano fondato proprio OLBC, che era nato la prima versione del musical Oltre la barriera casse. OLBC che significa Oltre la barriera casse. Io pensavo fosse proprio un'altra cosa. Belli, invece no, non lo sapevo. Quindi significa abbattiamo la quarta parete. Che cosa? Oltre la barriera casse? Che cosa state dicendo? Non lo so. Oltre la barriera casse era un musical che aveva scritto Franco Grandoni con la sorella e parlava di Adamo ed Eva, però ai giorni d'oggi all'interno di un supermercato. Quindi ai giorni d'oggi Adamo ed Eva sappiamo lei che ha 90, prendila me, perché non mi prendi la mela? Ma c'ho solo sta banana. Esatto, queste cose qua ai giorni d'oggi. Allora, che cosa vogliamo dire dopo questa biografia che poi tra l'altro ancora una delle cose più importanti? Dilla tu. La posso dire io? Certo. Ho questo onore. Certo. Nel 2020 partecipa il nostro Cristiano al programma televisivo Tu sì che vales, in onda su Canale 5, andando in finale con il suo pianoforte sdentato, grazie al 100% del pubblico che ha detto sì. Perché vi ricordate, no? Insomma, allora facciamo una bella cosa. Facciamo una bella cosa. Mandiamo la canzone. Aspetta, perché? Perché ti devo dire anche un'altra cosa. Perché la canzone che andrà adesso in onda sarà la canzone proprio di Cristiano Pierangeli. No. Sì. Allora viviamo proprio in sintonia io e te. Non lo sapevo questa cosa. Sì, una canzone. Che bello. Sorpresa. Ascoltiamo questa canzone. Mamma, ma quanto è bella questa! Questa è proprio bella. L'Italia è un circo, giusto? L'Italia è un circo. Bella. Come ti è venuta in mente questa canzone, Cristiano? Perché l'Italia è un circo? Fatti gli affari tuoi. Vabbè, no, volevo...
Volevo dare un tono un attimo. Ma non lo so, e sono tutte cose inventate, perché poi fondamentalmente il governo italiano va benissimo, molto bene, perché tutte persone regolari, nessuno che ruba mai soldi. Ma che cosa dici? Anzi, ci hanno aumentato pure la pensione di 3 euro, quindi io sto tranquillo. Assolutamente, cioè, i migranti che vengono in Italia vengono trattati benissimo. Quindi ho pensato, faccio una canzone dove scrivo tutte cavolate. Esatto. Hai scritto l'incontrario, diciamo, di quello che esatto. Andatevela a sentire perché è veramente bella. Lo sai dove la metterei io questa? Sì. Su una passeggiata a Trastevere ubriaco a cantare l'Italia è veramente bella. Bellissimo. Allora, io sono curiosissimo perché tu lo sai che ormai, essendo famosi, io e Ale vogliamo sapere di come è andata su Tu sì che vales, che c'è dietro le quinte, Belen. Soprattutto. Allora, guarda, Belen è la prima cosa che tutti quanti mi hanno domandato, ma nessuno mi ha domandato, ma la Ferilli? Beh, Ferilli, salutiamo la Ferilli nazionale, perché se dobbiamo mettere a paragone Belen con la Ferilli per tutta la vita, anche perché la Ferilli ha 60 anni, credo. Ma no, di meno. No, ha 60 anni. No, di meno, sui 70, 75. Ma che cosa dici? A parte che la Ferilli è caciarona, cioè la classica romana, caciarona, divertente, invece Belen è un pochino più... dietro le quinte di Tu sì che vales che c'è? C'è gli spogliatoi, i camerini. No, più che altro è un bunker, nel senso che noi concorrenti non potevamo vedere nessuno. Noi eravamo racchiusi all'interno dell'hotel. Ci venivano a prendere, ci portavano lì in trasmissione, facevamo quello che dovevamo fare e poi ci riportavano in albergo. Tipo domiciliari. Però, ma se volessi, che ne so, volevo far sentire, che ne so, questa cosa alla Ferilli, non puoi dirglielo, non devi sentire qualcuno. Cioè, devi... A parte che una volta che tu hai terminato, l'anno dopo non sei già più nessuno. Cioè, la velocità che c'è in televisione è... Infatti il nostro Cristiano ha anticipato un po' la domanda che volevo fare, cioè a Cristiano, perché ha partecipato a uno di questi talent show, quanto il talent show ad un artista aiuta secondo te? Bello. In altri tempi forse sì. I primi talent show. No, più che altro altri tempi, nel senso che quando l'ho fatto io, poi dopo è scoppiato il Covid. A me è vero, hai avuto la fortuna di... Quindi non fate i talent sotto pandemia. No, assolutamente. Anche perché io avevo fatto il Tu sì che vales, ero arrivato in finale, tutto bello così, e era uscito subito il progetto per un concerto. Piano ma non solo si chiama, perché fondamentalmente poi era piano ma non solo, nel senso che non era fatto solamente col pianoforte, ma non ero neanche solo, perché l'altra persona che faceva il concerto con me era il pubblico. Che perché sulla locandina c'è: suoni uno strumento, portalo. Bellissimo. Bello questa cosa. Una jam. Esatto, perché a metà del concerto c'era una jam session. Chiunque avesse portato uno strumento poteva salire sul palcoscenico e veniva fatta un'improvvisazione. E invece una tipo Belen, no? Che magari non sono uno strumento, ma altri strumenti poteva assolutamente. Era così per una mia... Allora, visto che abbiamo parlato di arte, stiamo parlando di arte in 360 gradi, ma che cos'è veramente la definizione di arte secondo voi? Sentiamo. Allora, sostantivo femminile e arte è qualsiasi forma di attività dell'uomo, come riprova o esaltazione del suo talento inventivo e delle sue capacità espressive. Saper ruttare in maniera importante è un talento. Far morire le persone con delle ci sono anche campionati del mondo. Come no? C'è il festival. Ma come no? C'è anche il festival di chi sa interpretare meglio il verso della gallina. Ma dai, è vero? C'è proprio bello. Indovinato lo fanno, sempre in America. Vedi, è sempre quello. Poi, 2, qualsiasi complesso di tecniche e metodi concernenti. Mamma mia, ma chi l'ha scritta? Wikipedia. Una realizzazione autonoma o un'applicazione pratica nel campo dell'operare e part di una professione, cioè una parte, o di un mestiere, poetica, la tua, militare, medica, fabbro, idraulico, qualsiasi cosa può essere arte. Potrebbe essere arte. Allora, infatti abbiamo qui le forme tradizionali dell'arte, che sono quelle tradizionali: architettura, ovviamente la musica, pittura, scultura, poesia, danza, recitazione, muratore e pornografia. Sempre lì c'è l'arte. Cosa rende una persona un artista secondo te? Vai.
Allora, prima di tutto devi essere povero come la mela. Come la mela. Come la mela. Perché altrimenti se hai i soldi... No, non è arte. Poi? E poi basta essere poveri e sei già un artista. Pensate che un artista deve essere in grado di trasformare le proprie esperienze ed emozioni in opere d'arte che possono ispirare e coinvolgere il pubblico, come hai fatto tu con quella cosa del pianoforte, e comunicare e condividere il proprio lavoro con gli altri. E soprattutto un 15 euro ai sottocosto. Ecco, così, ma però di sottobanco. Va bene, allora possiamo mandare la prossima canzone. E poi parliamo ancora di arte. Ma assolutamente sì, qui con Cristiano su Dot Radio. Yes. Lo senti? Che osa? Lo senti? L'Alessandro sa tutte le canzoni di tutti. Sì, tutte, assolutamente. Bentornati qui su Dot Radio con il sottocosto e il nostro nuovo ospite Cristiano Pierangeli. E ricordatevi perché Dot Radio è l'unica radio che si pesca a canna. A canna, lo sapevi? È vero, solo a canna. Solo a canna. Con la Fiorentina, quella che si allunga. Bene, dopo questo il nostro Cristiano sta guardando malissimo. A proposito di Fiorentina, a proposito di Fiorentina, la squadra o la un po' tutte e due, sia la squadra che la ciccia. Abbiamo in linea, ovviamente, ma chi? Dalla Toscana, lo studio Due Fave, il nostro dottor Emanuele. Buonasera. Salve dottore. Buonasera, volevo salutare personalmente stasera, posso? Sì, prego. Volevo salutare Samuele, volevo salutare Alessandro e volevo salutare, anche perché non lo sapevo, Francesco Gabbani con gli occhiali. Vabbè, è vero, un po' gli somiglia, il nostro Cristiano. È vero, un po' Gabbani. Un po' più bello. Un po' più bello. Gabbani è proprio brutto, possiamo dirlo. Salutiamo Gabbani. Ciao Gabbani. Brutta di Cristiano, mi sembra evidente. Che poi Gabbani quello dei formaggi. Dei formaggini. Sì, proprio lui. Dottore, dopo questa bellissima entrata ci vuole dire qualcosa, dottore, sull'arte? Sì, faccio molto velocemente stasera. Fondamentalmente noi ci siamo incentrati su un aspetto, cioè cos'è l'artista? È quello che riesce a trasmettere emozioni alla fine di tutto. Sì. Però purtroppo capita che nella povertà questi artisti abbiano una vita normale e poi diventano famosi dopo che sono morti. Dopo che sono morti, e si valorizza proprio quello che hanno fatto. Mamma mia, quanta arte. Cioè, voglio dire, ci sono degli esempi nella storia tipo Van Gogh, no? Van Gogh si è suicidato a 37 anni, non so se lo sapete. Sì, lo sappiamo. Ha venduto un quadro sul Novecento, va bene, mentre era vivo. Quando era in vita, 899 gliel'hanno venduti. Molti anni dopo a milioni di euro. Esatto, e l'Olanda si è arricchita così. Cioè, così a caso. Faccio finta di morire, quindi. Bravo. Musicista Bach, musicista Bach. Ha scritto 1000 opere, cioè 1000. L'hanno assunto nella chiesa di Lipsia perché era l'unico rimasto. Cioè, ora ecco. Pensa. Ma altri esempi molto evidenti sono stati per esempio Jalis. Jalis è grandissimi. Hanno vinto Sanremo e poi sono morti. Spariti. Cioè i Jalis hanno avuto fondamentalmente sfortuna, cioè 20 anni che provano a fare la stessa cosa, però la perseveranza andrebbe premiata secondo me. Loro aspettavano, forse hanno aspettato che morissero i Jalis per vendere i dischi, ma no. E invece Ecco, scusi Samuele, potrebbe fare una multa per inquinamento acustico? Come no, dottore, ci mancherebbe, lo faccio subito. E gli ultimi che ci viene da citare sono per esempio i sosia di Bud Spencer e Terence Hill, anche loro c'è una fortuna incredibile, cioè somigliavano. E anche quello che ha disegnato i cartelli stradali, perché se ci avesse messo il copyright questo era è vero. Vorrei citare due grandi che secondo me immortali, che sono morti in povertà, anzi 3 addirittura, che sono Stalio e Olio. Ma è vero? E anche Ben Hill. Ma questi se la sono goduta prima di morire. Sicuramente, però sono morti in povertà. Hanno speso soldi. Come il principe Antonio De Curtis. Anche il grande Totò. Anche Totò. Come diceva il dottore, l'hanno spesi prima e quindi non è povertà. Hanno vissuto bene, però dai, diciamo. Però ne hanno nominato uno, sai? Io. Infatti mi hai detto che ti senti poco bene. Samuele. Sì, mi scusi dottore, ho voluto strafare. Dottore, ha una domanda per il nostro Cristiano?
Ecco, volevo sapere una cosa, perché noi abbiamo visto molti suoi video, eccetera, eccetera. Volevamo sapere come fa a essere così bravo nel pizzicare le corde della chitarra. Delicato proprio. Ma permetti, io sono il flauto. Infatti io dicevo ai miei amici, gli dicevo, guarda, è talmente delicato a pizzicare le corde della chitarra che non si sente proprio. Che sembra un flauto. Ha confuso secondo me lo strumento. Vabbè. Dottore, non è più quello di una volta, però dottore ha queste... Vabbè, ma tra la chitarra e il flauto comunque lo scambio anch'io. Sì, tante volte prendo la chitarra, me la metto in bocca. Dalla parte poi della cassa poi addirittura. Però con l'uso del flauto può essere più pericoloso. Certo. Di non mettersi a sedere, soprattutto sopra. Dottore, ha una frase finale emotiva? Ce l'ho perché sapevo me l'avrebbe chiesta Samuele. Certo, vedi, chiede sempre quello. L'emotività. Questa è una frase molto seria, non ve l'aspettate da me, ma ve la dirò, che è questa qui: la creatività a volte non è altro che la disperazione che mostra il suo lato migliore. Che bella frase, bella. Quindi dobbiamo arrabbiarci di più. Non mi sono una chitarra. No. È il discorso che faceva Cristiano prima in relazione anche alla povertà. Ecco, poi esatto. La difficoltà tira fuori il meglio. Ecco. Lei si sente artista? Vabbè. Lei si sente un po' artista, dottore? Mi sento molto intelligente quando parlo con voi. Bene, questo è l'importante. Va bene, possiamo salutare il nostro dottore. Salutiamo Studio Due Fave. E poi io vado al bagno allora. Va bene, andiamo al bagno. Arrivederci. Sì, questa era T'ho portato la Bacchiu. Sì, bellissima canzone. E torniamo qui con il sottocosto su Dot Radio con il nostro Cristiano Pierangeli Malgioglio. Magari. Guarda, un quarto dei soldi suoi. Esatto. Un decimo. Sappiamo che Malgioglio ha scritto gelato al cioccolato. Malgioglio l'ha scritte tutte. Quasi tutte. Comunque noi prendiamo in giro sempre Cristiano. Tutti portano in giro un po' Cristiano Malgioglio, ma alla fine in maniera simpatica. Ma alla fine è uno che ha dato tanto. E ha preso anche. In che senso? Comunque chiudiamo un attimo questa discussione sul nostro Cristiano Malgioglio. Ricordiamo dove ci possono seguire, perché a Cristiano glielo ricordiamo molto volentieri. A me per strada. Ti vediamo nel cappello anche a te. Tu mi vedi mi segui proprio. Ti seguiamo. Io cammino, mi vieni dietro e mi segui. Con una mini tastiera. Ci potete vedere sul video bello 4K su YouTube il canale di Dot Radio Italia. Potete scaricare l'applicazione di Dot Radio su Play Store o iOS, Android, iPhone. E poi tutti i canali social. E poi tra un po' andremo su TikTok. Anzi, già ci siamo. Spotify, OnlyFans, Pornhub, tutto. Pensa tu le dirette su Pornhub quanto sono belle. Sarebbe bellissimo. Gli unici che fanno questa cosa. Allora, siccome stiamo parlando di arte e di artisti e soprattutto delle difficoltà che in Italia ci sono per gli artisti, perché ad oggi Cristiano No, infatti al termine di questa cosa io lascio anche il codice IBAN per donare qualcosa. Esatto, se avete voglia di donare qualcosa diamo l'8 per 1000 a Cristiano, perché così almeno faccio la spesa, almeno quello dai, in euro scusa, a Calippo Tour diamo 15 euro al mese, ma anche quella è arte, anche quella è arte, grande. Allora che cosa succede? Che gli vuoi dire Cristiano? Qual è la cosa più stravagante che hai fatto come artista? No? Un momento di follia. Prendiamo un esempio, ad esempio c'è chi ha mangiato un pipistrello sul palco o chi come D'Annunzio si è tolto le gostole o chi mangia uccelli. La cosa più folle in assoluto è quando sono stato fuori, ero in albergo e ho preso una bottiglietta d'acqua dal frigo bar. Ma che costa 27 euro. Esatto. È stata più quella che la cosa più è stata più quella che tutta la lottata. È stata una follia. Come perché ti è presa una cosa? Non lo so, mi sono sentito tipo questi metallari e allora hai voluto fare tutte le bottigliette piccole, ho detto ma fammi via l'acqua oggi controcorrente, però ma frizzante. Era frizzante. No. Ma poi hai fatto
c'era la gente così. Certo. Poi sono svenuto così sul letto. Posso dirti una cosa che dal primo minuto te la volevo dire? Qual è la nota preferita tua del pianoforte? La nota proprio? È il mi bemolle. Ah, vedi? Che è quel tasto nero. È quel tasto nero, vedi? Sì. Che tutte le canzoni di Fabrizio e Andrea iniziano con mi minore. Allora, cose da non dire ad un artista, caro Samu. Allora, ci sono 7 cose che quando tu incontri un artista non gli devi dire. Non gliela devi dire. Tipo, questo posso farlo anch'io. Infatti io sono Titanic con i tasti. Ecco, questa è una cosa che non si può dire. Un'altra costa troppo. L'artista, quando vai a vendere, costi troppo. Costi troppo. Una volta, quando tu forse mi darai anche ragione, quando andavi a fare le serate su un pub, su una cosa, ti davano, ma io ti do pizza, ti do la pizza e Coca-Cola. Tuttora io, Ale, addirittura neanche mangiamo certe volte. Delle volte no, e certe volte ancora ci dicono quanta gente ci porta. Con questa cosa. Va benissimo. Man mano così. Poi l'arte non esiste più. Quella contemporanea non è arte. No. Però aspetta, c'è qualcosa prima di venire qua stavo guardando su TikTok queste cose così. L'avevi vista? I culi. A parte, oltre i culi, l'opera d'arte, la banana di Catland. Sì. Venduta, avete visto per quanto è stata venduta? No, 6 milioni,2. Ecco. 6 milioni,2 di dollari. Ma secondo voi è vera questa cosa qui? Sì, no, è vera. E sapete che cosa ha detto la persona che l'ha comprata? Sì. Adesso me la mangio. Ecco. Ma non è uno scherzo. Io speravo. Questo ha comprato 6 milioni e 2 di banana per mangiarsela. Ma perché non se l'è messa? Vabbè, continuiamo. Poi la numero 4, fammi un disegno, tanto ti piace. No, disegnare. Dai, dai, che te frega. Poi ti pago invisibilità. Questo è bellissimo. È successo anche a noi tante volte. Mamma Cristiano, mia. è successo? No, assolutamente. ma mai. Se vieni nel mio locale ti conosceranno tutti. Ma chi? Poi, il tuo è proprio un talento. Mamma mia. Perché spesso dicono queste cose come se dietro all'artista non ci fosse un lavoro. O anche la solitudine. Al talento c'è anche un lavoro. Certo. O uno studio. Uno studio. E poi infine, se io avessi il tuo dono, sarei ricco. Già, questa è la cosa. Io se suonavo il pianoforte come te, da mo' che avevo smesso di lavorare. Sì. Ce n'è un'altra. Sì. Ok. Che manca. Però sei bravo. Cioè, sei stronzo, però sei bravo. È vero. Però sei bravo. Complimenti e poi ti manda a casa. Quando ti ha dato 10 euro e ti fa non pensavo fossi così. Sei bravo. Mamma mia, quanto da fastidio. Complimenti. Comunque, per un attimo sdrammatizzare un po' la situazione, anche se non è stato un dramma, possiamo mandare le notizie nostrane umbre. Sì. Dammi un amen, fratello. Senti, Cristiano, come... Senti che gospel che... Fratelli. sì. Allora, notizie umbre, le commentiamo. Ma non gliela spieghi a Cristiano? Ovviamente ce l'ha fatta Giorgia con il gospel. È venuta proprio qua in radio con tutta la sua orchestra. E ha registrato. Prego, caro Ale, dici. Narni, incensurato, trovato con quasi mezzo chilo di droga e 3.000 euro in contanti, arrestato per spaccio. Mamma mia, come i funghi. Però è incensurato, quindi... Sì, ma non era un artista. No, 3.000 euro in contanti. Esatto. Ma tutta sta droga, da dove nasce in Umbria? Io la coltiviamo e non lo sappiamo. Salmonellosi, 63 casi in Umbria, in alcune scuole, sotto accusa il farro con pomodorini e pesto. Ma quel pesto di chi era però? Sono quelli in barattoli, non si può dire la marca. Va bene. Comunque Foligno, maxi frode da 900.000 euro sulla vendita di 60 auto, sanzioni fino a 2,3 milioni. Allora, ma chi è questo? 60... non lo potevo fare? Vabbè, come secondo lavoro, giusto per... Ma scusa, ma 900.000 euro di macchina? Non lo potevo fare. Ma che non so pande. Non lo so che cosa ha venduto. Vabbè, comunque... Castiglion del Lago sente i ladri entrare in casa e li mette in fuga, tipo che stanno a fare? Tipo una cosa del genere. Ma stavano sull'isola Maggiore, quindi e poi a nuoto ma che è?
Senti tu? Poi Valeria Mancini, ma chi detta Guerra Show, è Guerra, prima del concerto della Pausini, sì. Poi cita la Popstar, vengo da Foligno, sono una contadina e mi piace cantare. Poi dice che ha fatto anche un rutto sul palco. Ma chi è sta Valeria Mancini? Guerra Show, non la conosci? Scusate, io vengo da Sellano. È stata anche Amici, credo. Sì, e dice che è stata buttata fuori per alcune cose. Però è una bravissima ragazza, una cantante di... non lo sapevo, vedi? Sì. Comunque sto notando, grazie alla Dot Radio, stiamo conoscendo un sacco di talenti umbri che io non pensavo, non lo sapevo. L'unica cosa che non ho mai capito, perché dice sempre è Guerra. È Guerra, perché sfida, non lo so, non è Polignato. No, può darsi una frase fatta. È di Roma. Vabbè, chiudiamo con Cocciano, Bruno e Arminda, grande nome. Ma chi è? Che salutiamo. Va bene? Un amore di titanio, dicono. Il nostro segreto? Ci parliamo sempre. Festa per i 70 anni di matrimonio. Ma come cacchio avete fatto? Ma scusa, quanti anni hanno però? Perché non è che si può sposare 12, 10. Credo 164. Ma non so quanti anni hanno. Comunque salutiamo Bruno e Arminda. Da Cocciano. Arminda? Cosa? Non lo so, si sono sposati appena nati, però. Penso di sì. Quindi possiamo mandare la prossima canzone qui su Dot Radio. Wow. Vabbè. Vedi? No, la era il testo originale di questa canzone. Esatto, lo vedi, che poi dopo è stato cambiato, ma diciamolo perché bisogna ragazzi, io l'ho detto già dall'inizio, siete due grandi artisti. Io devo solo vedere la vostra luce espandersi però il più vedo possibile. che siamo anche delle persone colorate, tutti di nero oggi. Non lo so, mai? Sarà l'arte. È la gioia dell'arte. Allora, a proposito di arte, le idee, quante idee hai, Cristiano? Troppe, perché poi la cosa strana è che io l'ho scoperta tardi, perché alla fine che io facevo le superiori, le medie e cavolari, ho sempre pensato di essere stupido. Così? Vabbè. No, non è uno scherzo, ora... Perché avevi troppe idee? No, c'è un momento sincerità, quello profondo. Giusto. E poi dopo che cosa ho scoperto? Ho scoperto, grazie anche a una mia amica, di far parte di un settore particolare che sono i plus dotati. Ma nel senso No, è Alessandro. Grazie a un'amica. Si parla di arte. Non là sotto, ma là sopra. No, diciamolo. Si parla di arte. C'è per fortuna c'è un test del quoziente intellettivo del Mensa. Non so, sapete che cos'è il Mensa? Dove vai a mangiare dopo e poi c'è ospedale. Esatto. O nelle scuole anche. È un club per menti eccelse. Tu fai il quoziente intellettivo, si entra con 140. Io non sono entrato per 4 punti, ho 136. Vedi? Per poco. Esatto. Questa cosa mi ha portato a vedere altre cose. Ho scoperto di avere una parte dell'autismo, vedi? E la plusdotazione. Veramente il mio cervello è in continuo elaborazione. Esatto, lavora in continuazione, non si ferma, non si spegne niente. Anche a letto sei così, oppure invece lì hai... No, io dormo. È Guerra. Io dormo e riesco ad avere anche 3, 4, 5 rapporti contemporanei. Sì, continua. Madonna, mi non lava i denti, dai! Però questo te togli un attimo. È la sua testa che funziona. Ma me fate magnare. No, anche perché parliamo di una cosa seria. L'autismo, no? Tante persone autistiche purtroppo sono geni incredibili. O forse non purtroppo, ma dobbiamo vedere da che lato vedi la vita. Lo so, però ci sono dei geni, ad esempio il film Rayman racconta anche questa cosa, no? Poi molte persone autistiche hanno il lato matematico. Esatto, soprattutto. Comunque, tornando alle idee di un artista, perché le idee migliori arrivano sotto la doccia, secondo voi? Con acqua calda o con acqua fredda? Non lo so, dipende. Dipende dove c'hai la mano. Ecco, soprattutto. Come? Sulla spugna o dall'altra parte. Ma ti è mai venuta un'idea geniale sotto la doccia? Sotto la doccia? No. Amo! A me è venuta un'idea sotto la doccia un po' di tempo fa. Ho chiamato la mia donna, ho avuto poi mi sono bloccato per 2 giorni con il collo e quindi ho smesso di avere idee sotto la doccia. Io devo dire un'altra cosa invece, non so se voi suonate chitarra, giusto? Io no, sonicchio, Io non suono.
Io al posto del cellulare una volta al bagno portavo la chitarra, stavo dentro la doccia? No, nella doccia. Quando eri sul water, ok. Al posto del cellulare portavo la chitarra. Bravo. E ho scritto 2 pezzi. Mentre esatto. A ritmo di ma sa che vieni fuori. Bellissimo. Bella, però l'hai incisi? Sì. Ah, l'hai incisi? Il bridge. No. Comunque, però è bella questa cosa che lui non usa il cellulare, ma usa un'altra cosa. Una chitarra. È bello perché noi se no andiamo a vedere sempre i reel, sempre quello. Vabbè, noi siamo cresciuti col portavi al bagno il topolino. Vero, quando non c'hai il topolino leggevi il sapone. Bravo. Mia madre aveva Harmony. Al bagno, mamma mia. Oppure vedevi le donne con l'intimo. Ma tu che famiglia hai? Comunque, le idee geniali, fate altro. Per gli scienziati queste creazioni tendono a manifestarsi quando siamo impegnati in passatempi automatici. Che non richiedono grande impegno mentale, lavarsi appunto, ma anche camminare, o nel tuo caso fare sesso. Io ultimamente forse faccio più docce. Ecco, queste attività consentono al cervello di funzionare con il pilota automatico. Lo vedi? Ecco, quindi sei rilassato e l'inconscio di lanciarsi liberi associazioni tra idee una volta tanto non inibite da pensieri razionali. È l'unico momento dove ti sciogli e quindi parte il cervello. Parte la genialità. Questo ci sono gli scienziali. Entriamo così in una modalità di sogno ad occhi aperti. Bello, che rilassa la corteccia prefrontale. Che sarebbe quindi prima di questa. Prima della fronte. Il frontino proprio, come si suol dire. E attiva il Default Mode Network. Me complimento. È una rete neurale distribuita in diverse regioni cerebrali. Bene. Inoltre sotto la doccia non siamo distratti dallo smartphone. No, è vero, perché non... Anche perché se lo porti sotto la doccia. Almeno che non hai quello però militare. attenzione, perché hanno inventato gli schermi che vanno sotto l'acqua grandi, a forma di specchio, e puoi vedere YouTube, i reel, si può fare. Ne dà compiti da fare che obbligano il cervello a ragionare in modo lineare. Idee libere di fluire inciampano contro altre idee e intuizione arriva. E il fatto che ci siate arrivati sotto la doccia non la rende di minore valore. Possono arrivare delle cose geniali, come nel caso di Cristiano con la chitarra al cesso. Diciamo, non possiamo... Però peccato, perché ci sono quelle tastierine arrotolate cinesi. Quello era bello. Ma dove te l'appoggi? Almeno non hai un'asta importante. Poi per finire la ricerca scientifica dimostra che per alcune tipologie di problemi le soluzioni che si affacciano all'improvviso sono spesso più corrette di quelle a lungo. Caro La Salvi e John Cunios della Northwestern ma in America fanno solo ste cazzate qui, vabbè. University. Esatto, tu dillo a caso e poi basta e metti University. Poi metti 2 percentuali a caso, 94%. Infatti dicono che il 94% dei casi vabbè, non ce ne frega niente. 78% e basta. Un consiglio che do alle persone che vogliono scrivere canzoni eccetera, di tenere per esempio un blocchettino e una penna vicino al letto. Perché molto spesso capita, prima di addormentarsi, come diceva il buon Basco, che arrivano le parole e se poi non le scrivi, come è successo a me, le perdi tutte. Tu stai per addormentarti e dici: ma cacchio, bella questa frase, bella. Domani mattina appena mi sveglio la scrivo e la mattina ti svegli, ciao. Sappiamo anche che il nostro Vasco ha dormito molto poco per tanti fattori. Grande Vasco che ci segue sempre. Problemi di neve. Immagino. Va bene, allora possiamo mandare la prossima canzone qui su Dot Radio. Grazie che stai imparando. Me l'hai insegnato tu. Ben ritornati qui su Dot Radio, siamo quasi agli sgoccioli, sotto costo il grandissimo Cristiano Ronaldo. Abbiamo sempre un decimo dei soldi tuoi. Sempre, anche un centesimo. Abbiamo parlato di arte e non vediamo l'ora infatti di farti, perché noi abbiamo una sigla apposta per le notizie strane ma vere. Strano ma vero. Ti è mai capitato qualcosa di strano ma vero? No, forse, non lo so. Senti che bella. Ecco la sigla. Questa notizia solo per voi.
Sì. Questi sono i Me contro te che ce l'hanno fatta. Sono altri grandi autori. Non sapevo se era il collo di Cristina D'Avena o. No, eravamo un po'. Anche Cristina ci ha fatto quella di Marta Fizzi. Però, allora, cari ragazzi, che cosa abbiamo oggi di notizia strana ma vera? Visto che parliamo di arte, si travestono da orsi e danneggiano un'auto di lusso per truffare l'assicurazione e sono stati arrestati. Quindi loro hanno bella però, un'idea geniale. Arte sotto la doccia questa. Hanno danneggiato la propria auto. No, è un'auto di un'altra, ma andiamo a vedere la notizia perché quattro uomini che non so per quale motivo si sono travestiti da orsi hanno presentato delle richieste di risarcimento delle compagnie assicurative, ma le prove fornite erano sospette e qualcosa nelle immagini non tornava. Quindi che cosa hanno fatto questi ragazzi? Si sono travestiti da orsi, hanno scocciato la propria macchina di lusso per prendere i soldi di assicurazione. Perché evidentemente, come tanti artisti qua in Italia, comprano le macchine di lusso e poi non ce la fanno a pagarle e allora si vede proprio. No? Ho detto una cosa. No, a Poligno, per esempio? No, non è vero. Abbiamo detto una cosa. Ma io ho quella bellissima Panda GPL che va forte. E voi sapete che a Poligno per caso c'è gente che noleggia la macchina di lusso solo per farsi vedere. Mai saputo. A Spoleto per niente, proprio per niente. Gli orsi finti entrano nelle auto di lusso e danneggiano il video, secondo la ricostruzione di Associated Press. Chi? C'è questa gente che lo fa. La compagnia assicurativa che ha ricevuto il video di un orso che danneggiava una Rolls Royce. Hanno visto. Ma il problema è quando l'orso fumava la sigaretta. Il problema. Ma erano al bar. O quello che stava pisciando in piedi. Hanno detto al bar: regà, io devo due soldi. Io non so come fa per piedi. Ci vestimo tutto ubriaco. Ci vestimo da orsi e andiamo a sfonnarci la macchina. Uno che aveva fatto la doccia, l'idea è incredibile. Vabbè, in poche parole, alcuni sono stati visti fare il bagno in piscina. Tutto hanno fatto. Altre aziende assicurative hanno ricevuto dei video simili. In poche parole si è scoperto che questo video era una truffa per prendere 2 soldi in più. E ci sta. Allora, infatti, altre aziende assicurative hanno ricevuto dei video simili. In questo caso di 2 Mercedes, una GS. Ma questa gente ricca, ragazzi. Una AMG. Insomma, hanno fatto un disastro. Il dipartimento ha incaricato il biologo per esaminare i 3 video, il quale ha concluso che si trattava chiaramente di un essere umano vestito da orso. C'è voluto un biologo. Sto cercando un secondo qua. Come vestirsi da orso? No, i vestiti, chi vende su Amazon. Vestiamoci da cinghiale. Ma in poche parole, scusatemi, ma sta finendo la puntata? È finita. Quindi c'è la musica quella. Come si dice è finito in spagnolo? Da Foligno. È sterminato. Infatti è Terminator. Terminator. Allora, caro il mio Cristiano, adesso è il momento. Io invito a tornare perché abbiamo tanto da parlare con Cristiano. Non abbiamo parlato ancora delle malattie, dell'autismo, di tutte queste cose qui. No, abbiamo parlato di pornografia, della varicella, di tutto. Dobbiamo parlare di tante cose. Allora, di solito quando c'è questa sigla finale, questo romanticismo, noi facciamo dire al nostro ospite una frase ad effetto, emotiva, una frase che può aiutare una persona, che ne so, un artista di strada che non ce la fa, che sta per morire, che è in un fiume disastrato. Io sinceramente mi ero prima di venire qua non ve l'ho detto, ma mi ero preparato giusto 2 parole. Ah, come no? Prego. 2 però. 2. Sì, solo 2 parole. Solo per te. Cappello e ombrello. Basta. Grande. Bellissimo. Avevo preparato queste 2 parole. Bellissimo. Ci hai pensato comunque. Sotto la doccia. Bene. Salutiamo il nostro Cristiano. Ciao a tutti. Ciao, Badati. Ciao.